Un caloroso benvenuto dal telegiornale del quotidiano La Nazione Siciliana, le notizie della Sicilia in 3 minuti. Tregua nel centrodestra siciliano. Si è tenuto ieri un incontro di maggioranza attorno a Schifani delle forze politiche che sostengono il suo governo. La conclusione è stata una tregua sulle questioni principali che hanno diviso i partiti nelle ultime settimane. Sui precari Covid si è deciso per un punteggio aggiuntivo nei prossimi concorsi e non si parla più di stabilizzazione automatica. E sul voto favorevole al filo nordista progetto Calderoli, il disaccordo di molti è stato superato con la richiesta di compensazioni sull'insularità e l'attuazione degli articoli 36 e 37 dello Statuto. Ma Miccichè non è stato invitato. All'incontro di maggioranza al quale avrebbero dovuto partecipare tutti i segretari dei partiti del centrodestra, Gianfranco Miccichè, commissario regionale di Forza Italia, non è stato neppure invitato. Ormai attorno a lui è stata fatta terra bruciata. Il presidente Schifani e tutti i deputati regionali di Forza Italia non lo riconoscono più e chiedono a Berlusconi di rimuoverlo. Umiliazione senza fine per l'ex uomo più potente dell'isola. Migliaia di migranti in arrivo, Lampedusa scoppia. Quasi 5.000 migranti partiti verso l'Italia in 48 ore, oltre 3.300 arrivati in Lampedusa in soli 72 ore, quasi 2.000 in un solo giorno, 3.000 migranti nell'hotspot della piccola isola a fronte di 400 posti. La situazione è ormai insostenibile. Nel solo mese di febbraio gli arrivi sono stati 7.000, il triplo dello stesso periodo dello scorso anno, e i numeri sono in forte aumento. Senza misure reali di contenimento, la situazione rischia di diventare tragica e il numero dei morti aumentare a dismisura. Su Can il TAR dà ragione a Schifani. Vittoria totale della regione sul caso Can. Schifani aveva fatto ritirare in autotutela l'affidamento diretto per la partecipazione della regione al Festival di Cannes a causa della spesa ritenuta eccessiva. L'impresa affidataria ha presentato il ricorso al TAR che ha invece confermato la totale legittimità delle decisioni del governo. Stracciabollo, record di incassi in Sicilia. L'anno passato la regione siciliana aveva consentito agli utenti, con una norma definita a stracciabollo, di pagare i bolli arretrati senza sanzioni e senza interessi. La misura si è rivelata un toccasana per le casse della regione. Fra ottobre e dicembre 2022 la tassa automobilistica ha determinato l'incasso di ben 124 milioni di euro, quasi il doppio dell'anno precedente, e nei soli primi 2 mesi del 2023 sono entrati ben 155 milioni. A renderlo noto l'assessore all'economia Marco Falcone. Libero Spatuzza, lo Stato è forte quando rispetta i patti. Torna in libertà dopo 26 anni di carcere domiciliari Gaspare Spatuzza, il più noto e affidabile pentito di mafia che con il suo contributo contribuì a svelare molti misteri e crimini mafiosi, nonché a smontare il depistaggio delle indagini sull'attentato al giudice Borsellino. Spatuzza è stato uno dei più efferati killer mafiosi, 41 omicidi tra i quali quello di Don Pino Puglisi. Il percorso di pentimento sembra essere stato profondo e reale, ma a prescindere da questo il suo patto con lo Stato si è dimostrato effettivo, a differenza di tanti falsi pentiti. È uno Stato forte, rispetta i suoi patti. Oggi è tutto. Per l'informazione della Nazione Siciliana, notizie.sicilia. Per approfondire le notizie andate sul nostro sito www.lanazionesiciliana.eu.